Rinviata di alcuni mesi per l'emergenza Covid, si è svolta nei giorni scorsi in municipio la cerimonia di consegna dei fondi raccolti durante il concerto benefico A Child is Born, che si è svolto lo scorso dicembre a Noventa. 7.000 euro la somma raccolta, destinata all'Associazione Bambini Chirurgici dell'Ospedale Pediatrico Burlo di Trieste. Siamo molto felici perché siamo riusciti a raccogliere 7.000 euro che oggi doneremo. L'iniziativa è andata bene, ogni anno è sempre una grandissima emozione. Qui vicino a me ho due rappresentanti del coro arcobaleno. L'iniziativa A Child is Born è nata con il coro arcobaleno e il coro arcobaleno è A Child is Born insieme a me. E siamo molto felici, finalmente riusciamo a fare questa donazione, confidiamo veramente di poterla rifare, speriamo tanto quest'anno, perché ricordiamoci che i bambini chirurgici del Burlo hanno sempre, ogni anno, bisogno di noi. La speranza degli organizzatori è di riuscire a promuovere l'evento anche il prossimo dicembre, nonostante le normative imposte dall'emergenza sanitaria. Intanto i fondi raccolti serviranno, tra gli altri, a finanziare anche un nuovo progetto di supporto psicologico a distanza avviato dall'associazione ABC proprio durante i mesi del lockdown. ABC si occupa di sostenere i bambini che nascono con malformazioni e che poi hanno la necessità di cure chirurgiche e che sono ricoverati al Burlo Garofalo di Trieste. Ospita gratuitamente i genitori che vengono da fuori Trieste e che devono stare durante il ricovero dei loro piccoli nella città. L'anno scorso abbiamo ospitate 120 famiglie, quindi davvero un grande numero. Dall'altra parte sosteniamo a livello psicologico ed emotivo le famiglie dalla diagnosi prenatale, quindi da quando avviene normalmente la notizia di questo tipo di difficoltà e di patologia, per tutto poi il percorso chirurgico. Sosteniamo l'ospedale attraverso progetti, sia progetti di ricerca scientifica ma anche donazioni soprattutto dei macchinari e di strumentazioni che possono permettere di avere la chirurgia più efficiente possibile. E abbiamo una presenza massiccia di volontari all'interno dell'ospedale per allietare, per star vicino ai bambini e per lasciare anche un momento libero ai genitori. Ninna nanna, tesoro, siamo qui accanto a te. Ringrazio Maria e la sua associazione per aver visto i Noventa in una location e naturalmente ringrazio l'ABC, l'associazione ABC per quello che fa a livello sociale. Devo ringraziare tutti quelli che hanno creduto in questa manifestazione perché siamo riusciti oggi quindi a donare dei soldi che faranno bene a dei genitori che purtroppo con i loro figli hanno avuto e hanno dei problemi molto seri e importanti. Ninna nanna, tesoro, siamo qui accanto.